La crisi, i tagli al menaggio familiare, il risparmio oppure il voler semplicemente gabbare la legge. Sta di fatto che sempre più spesso la polizia municipale scopre auto senza assicurazione o con revisioni scadute. Tra novembre e febbraio a Conegliano sono stati beccati 220 autoveicoli con omessa revisione e 35 privi di tagliando assicurativo. A facilitare i controlli è questo nuovo dispositivo acquistato da diversi comuni del Veneto, in dotazione alla municipale di Conegliano dal mese di novembre. E qui mi dà la risposta, che è tutto regolare. Al momento che non è regolare si ingrandisce. La telecamera riprende la targa del veicolo che viene scansionata e identificata in rosso sullo schermo del computer. I database del Ministero dei Trasporti e dell'Interno in tempo reale verificano rispettivamente RC, revisione e se il veicolo è stato rubato o è sotto sequestro. Se risponde a uno dei parametri la foto si ingrandisce. Il vigile avvisa la pattuglia più a valle e questa fermerà l'auto. Quindi i veicoli vengono sempre fermati, anche se segnalati irregolari, in maniera tale che si proceda al controllo documentale e successivamente quindi alla contestazione delle sanzioni. E ha sicuramente il compito di agevolarci nel fare anche un'attività di prevenzione. L'utente della strada è consapevole di un accertamento sistematico, ha anche più stimolo ad essere regolare nel, diciamo così, nel mettere a posto le proprie pendenze. In Veneto si fa sempre più difficile la vita per i furbetti dell'auto, l'occhio meccanico è puntato. A preoccupare, spiegano i sindaci, è soprattutto l'evasione dell'assicurazione. Non assicurare il veicolo è trasformarsi in un vero grande pericolo.